Mio papà è stato ucciso a Castello di Godego il 29 aprile 1945, l'ultimo eccidio compiuto in Italia. Era una domenica, il 29 aprile 1945, 80 anni fa. Il papà di Cirillo Menzato fu trucidato in via Cacciatora a Castello di Godego con altre 75 persone. Cirillo aveva solo 3 anni e la mamma si salvò per miracolo e per tutta la vita alle sue domande sul padre rispose: Cirillo è la guerra. Fu l'ultima strage nazista in Italia, quella lunga scia di sangue che si trascinò sulle strade tra l'Alta Padovana e la provincia di Treviso. 60 le persone uccise tra Sant'Anna Morosina, di San Giorgio in Bosco, Abbazia Pisani, Villa del Conte, Lovari di San Martino di Luperi e infine via Cacciatora, Castello di Godego, dove ne morirono 76 sotto i colpi dei tedeschi. Una strage che Cirillo Menzato considera dimenticata. E purtroppo posso tranquillamente affermare che è un episodio che non ha mai avuto nel nord padovano una risonanza e una importanza dal punto di vista anche storiografico, ma anche da parte delle istituzioni, a dire il vero. E questo per me, quando ho preso in mano questa situazione, si è tramutata in una decisione di far conoscere realmente quello che è avvenuto, anche perché queste vittime, anche se non avevano le armi, perché erano senza armi, hanno comunque contribuito accanto ai partigiani e a altre forze che hanno liberato il paese dalla tirannia tedesca e fascista, hanno contribuito a restituire al nostro paese questa libertà e democrazia di cui ne godiamo i benefici. Ogni anno la commemorazione coinvolge i ragazzi delle scuole, anche in questo 2025 in cui ricorrono gli 80 anni. Il 26 aprile uno spettacolo in memoria nell'auditorium delle scuole di Castello di Godego, martedì 29 aprile la commemorazione alle 9 ad Abbazia Pisani e alle 16 in via Cacciatora. Ci saranno i sindaci e anche quest'anno il console tedesco. 3 anni fa io come comitato ho chiesto invece la presenza dell'ambasciatore tedesco di Roma, e lui, pur essendo impossibilitato, ha mandato 3 anni fa il console generale della Repubblica Federale Tedesca di Milano, e quest'anno abbiamo avuto pochi giorni fa la conferma della presenza ancora una volta del console generale della Germania di Milano. Ricordare, raccontare, testimoniare soprattutto i più giovani. Cirillo Menzato, volontario al Museo dell'Internamento nei lager nazisti di Padova, non si ferma. E sono stato affascinato di una dichiarazione, di un ammonimento di un ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, il quale quando incontrava i ragazzi diceva loro: cari ragazzi, non fatevi rubare la storia. E io ho fatto proprio questo ammonimento, questo messaggio di Ciampi, e ho cercato nel tempo, attraverso la costruzione di un monumento, attraverso la preparazione di una mostra e attraverso la pubblicazione di un libro destinato al mondo dei ragazzi, per far conoscere non tanto il crimine di guerra, ma anche far conoscere la storia della seconda guerra mondiale, poco conosciuta dai nostri studenti.